Don Luca, oggi è un momento importante per il gruppo di preghiera Padre Pio che si riunisce, poi la distribuzione della corona. Ci racconti un poco di questa esperienza che è molto emozionante. Sì, siamo grati a Fra Luigi Librera Cappuccino della comunità francescana di Canicattì per essere stato questa sera qui a presiedere questo momento importante nella vita del gruppo di preghiera di Padre Pio. La consegna del rosario si inserisce perfettamente nella spiritualità del frate cappuccino ed è una delle fasi che permettono al gruppo di continuare a vivere come ogni venerdì attraverso l'adorazione la spiritualità del santo di Petrelcina. È un rituale che comunque voi portate avanti settimanalmente? Sì, ogni settimana c'è l'adorazione con le riflessioni tratte dall'epistolario di Padre Pio, la coroncina di Padre Pio e poi il rosario mariano. Quanti ne fanno parte di questo gruppo? I membri del gruppo sono circa una trentina ed ad Agrigento è l'unico gruppo esistente. Rosa Maria Bonfiglio, cosa vuol dire fare parte del gruppo di preghiera Padre Pio e perché c'è un gruppo di preghiera specifico? Allora, fare parte di un gruppo di preghiera di Padre Pio significa seguire la spiritualità di Padre Pio, una spiritualità di questi tempi magari può sembrare apparentemente controcorrente, un po' arcaica per certi versi, però è sempre quanto mai più attuale, perché Padre Pio ci manifesta la paternità, la bontà del cuore misericordioso di Gesù. Chiunque può far parte di questo gruppo, perché chiunque insomma vuole seguire, vuole approfondire la spiritualità di Padre Pio, che magari può sembrare una spiritualità un po' lontana dai tempi di oggi, magari può essere un'occasione attraverso il gruppo di preghiera per conoscere e amare questo Padre che ci attende tutti alle porte del paradiso. E come si sviluppa questi momenti di spiritualità, come vengono organizzati per chi volesse accedervi? Allora, il gruppo di preghiera ovviamente ha un compito ben preciso, la preghiera. La preghiera che oggigiorno è un po', desueta, sembra qualcosa di pesante. Invece la preghiera, proprio come ci dice Padre Pio, è quel nodo che ci lega al cielo. Il gruppo di preghiera si riunisce ogni venerdì, ovviamente reciteremo il rosario, preghiera che Padre Pio amava tantissimo. Recitiamo anche la coroncina di Padre Pio, che è una preghiera che già dai tempi, qui da molti anni, veniva recitata in questa parrocchia, proprio per la devozione profonda che in questa parrocchia c'è sempre stata per Padre Pio. E poi c'è ovviamente la Santa Messa e non può mancare ovviamente l'adorazione eucaristica, stare a tu per tu davanti a Gesù insieme a Padre Pio.